Buongiorno, buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Invito i presenti a prendere posto, un applauso, così cominciamo l'evento di presentazione del calendario 2024 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Desidero salutare la presenza in sala del sottosegretario all'interno, il sottosegretario Emanuele Prisco, c'è il capo dipartimento, il prefetto Laura Lega, il capo del Corpo Nazionale, l'ingegnere Carlo Dall'Oppio. Io ringrazio per questo invito perché in questo modo il prefetto Lega mi ha un po' obbligato a studiare, quindi ad approfondire anche la storia, la mission del Corpo Nazionale, e ho scoperto una storia fatta di professionalità e di coraggio. Coraggio perché il vigile del fuoco è la persona che va dove nessuno vorrebbe andare, sotto il fuoco, nel fango, sotto le macerie dei terremoti. È una storia lunghissima. Il prossimo anno il Corpo Nazionale celebrerà gli 85 anni dalla sua istituzione nel 1939 e nonostante questa lunga storia è un corpo ancora capace di stare al passo con le sfide che cambiano continuamente in questa fase, dalla transizione energetica, la innovazione tecnologica, il cambiamento climatico. Noi in questa mattinata avremo davvero molte voci e molti racconti del Corpo Nazionale, le fotografie che raccontano appunto questo straordinario impegno, e ci accompagnerà anche, ci allieterà con dei momenti musicali, la banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituita nel 2017, composta di 43 orchestrali insieme al maestro Donato Di Martile, che invito a raggiungere il palco, e la banda che partecipa alle manifestazioni pubbliche in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e che cominceremo. Il primo brano sarà appunto un brano che abbiamo tutti ascoltato moltissime volte, il James Bond Theme del 1962, un brano famoso in tutto il mondo per essere il tema principale della saga di James Bond 007. E quindi invito il maestro direttore Di Martile e apriamo così questa mattinata.
sottile e alla banda. Allora, entriamo un po' nel vivo di questa manifestazione, vogliamo capire un po' questo calendario 2024, di che cosa parlerà. Chi può raccontarcelo meglio del capo dipartimento, il prefetto Laura Lega, che invito sul palco. Con un applauso, così cerchiamo un po' di capire anche la trasformazione del Corpo Nazionale in questi 3 anni di attività, con il prefetto Lega alla guida del capo del dipartimento appunto dei Vigili del Fuoco. C'è anche un microfono forse per il prefetto, forse il podio, può come meglio il microfono del podio è aperto, credo di sì, o c'è anche il gelato se qualcuno ce lo porta, perché abbiamo un po' di domande da farle, prefetto. Lei è pronta? Sappiamo che lei non ha paura delle domande. Allora, la primissima domanda, prefetto. Quest'anno il calendario per il 2024 si intitola In alto sempre. Che significa? Quali sono i significati? Ma devo dire che in realtà è venuto rigetto, però se mi consente prima innanzitutto di rivolgere un saluto a tutti i presenti, a tutti gli amici del Corpo Nazionale, e questa è stata un po' l'occasione in cui ci si ritrova tutti come in una grande famiglia, quindi istituzioni, amici, come dire, tutti coloro i quali viaggiano insieme a noi in un percorso importante nel Paese per garantire sicurezza, safety, tutela dell'incolumità delle persone, tutela del territorio. Quindi grazie veramente a tutti di essere presenti. Un ringraziamento desidero farlo subito a lei, che ha accettato il nostro invito a essere qui oggi e a farci un po' da Virgilio, insomma, conducendoci in questa mattinata nel raccontare un po' attraverso questo calendario la storia del Corpo. Un ringraziamento al direttore e un saluto particolare al sottosegretario Prisco, ovviamente, per essere voluto essere qui con noi. 3 parole, insomma, io in alto sempre mi sembrava il titolo più giusto per raccontare, attraverso le immagini di Massimo Sestini, che ringrazio, per raccontare un'eccellenza italiana, un grande corpo dello Stato, qual è il Corpo Nazionale, ma soprattutto nel 1954 nacque il primo nucleo di quello che oggi è il reparto volo, quindi il 2024 è l'anno dedicato ai 70 anni di quello che è, insomma, un gruppo di specialisti straordinari, gli elisoccorritori, gli elicotteristi, chi con grande coraggio, grande determinazione, grande preparazione è in grado veramente di portare soccorso nelle aree più impervie, più difficili, dove non si riesce veramente a raggiungere via terra certi luoghi. Penso agli incendi boschivi, penso nelle grandi emergenze. Quindi insomma a loro è dedicato e vi prego, sono qui presenti in tanti, di dedicargli un applauso. Dicevo, in alto punto sempre mi è sembrato da subito il titolo più giusto da dedicare a questo calendario, perché la missione istituzionale del Corpo ovviamente è quella più in alto di tutte, quella di salvare le persone, salvare chi è in un momento di vulnerabilità, di fragilità, nei contesti più pericolosi. Ricordava prima, insomma, quello che è stato, ahimè, insomma, le alluvioni che hanno, come dire, messo a dura prova l'Emilia Romagna negli scorsi mesi, ancora prima Casamicciola, se andiamo ancora un po' più indietro le Marche, ma oggi voglio ricordare è il 30 ottobre, oggi sono 7 anni dal terremoto dell'Umbria e quindi un pensiero deve andare ovviamente a quei territori, ai nostri uomini che anche lì, anche in quel momento sono intervenuti. Quindi, come dire, 3 parole evocative, quanto più evocative possibile. Lei guida il Dipartimento dal 2020 e in questi 3 anni avete indetto oltre 30 concorsi, cercando anche figure professionali nuove, perché come accennavo al principio il Corpo Nazionale è anche alle prese con sfide nuove, come quelle legate alla transizione energetica, alla gestione del cambiamento climatico. Quali sono oggi le figure professionali più innovative che cercate di reperire nel mercato? Noi abbiamo cercato di garantire in questi quasi 3 anni quelle che sono le leve principali di un grande corpo dello Stato che deve puntare a garantire capacità di intervento tempestivo, urgente e qualificato nelle emergenze. Quindi gli specialisti che noi oggi abbiamo sono veramente di primissimo ordine, toccano tutte le specialità, non voglio dimenticare i sommozzatori, i cinofili e quant'altro, ma non voglio dimenticare i semplici vigili del fuoco che intervengono direttamente. Stiamo spingendo l'acceleratore ovviamente per arricchire ancora di più di professionalità il Corpo Nazionale, ma stiamo lavorando anche su altre 2 direttrici. Stiamo spingendo l'acceleratore perché ovviamente anche sul tema dei mezzi ci sia un potenziamento importante, i mezzi aerei innanzitutto, ma tutta quella che è la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, dai droni
alle capacità ovviamente di avere uno strumentario adeguato che garantisca tra l'altro di poter operare ai Vigili del Fuoco in piena sicurezza, perché la sicurezza di chi opera in contesti così pericolosi è un nostro primo obiettivo. Terzo obiettivo è stato quello ovviamente delle sedi, garantire una logistica quanto più adeguata, efficientata energicamente. Abbiamo aperto i presidi rurali, quindi vogliamo essere capillarmente presenti in tutto il territorio nazionale, anche non solo dove ci sono aree antropizzate, ma anche per esempio dove c'è maggior pericolo di incendi boschivi. La siccità che oggi abbiamo di fronte ci pone ovviamente nella necessità di dover garantire anche accanto alle aree boschive, vicino ai parchi naturali, un nostro presidio. Stiamo lavorando su queste 3 direttrici: personale, uomini, mezzi e sedi in maniera importante. Presenti in Italia ma attivi anche all'estero, voglio ricordare le ultime attività in Turchia e in Libia, quindi un impegno che ci viene anche riconosciuto, l'eccellenza di questi reparti anche all'estero. Sì, il Corpo Nazionale ovviamente è presente non solo negli interventi in Italia, ma nel meccanismo unionale. Saluto Fabrizio Curcio che è qui con noi, è nel sistema di protezione civile a livello internazionale. Siamo reduci da poche settimane di un intervento fatto in Libia per portare soccorso ovviamente dopo gli eventi che hanno toccato quel paese. Siamo stati in Turchia negli scorsi mesi durante il sisma, dove l'ONU ha riconosciuto il ruolo di coordinamento dei team user che erano presenti, degli altri team user internazionali. Quindi un gioco di squadra che si fa in Italia e all'estero, sempre a testa alta per garantire massima capacità di intervento. Lei come si spiega che il tasso di fiducia negli italiani in tutte le classifiche resta sempre alto, quello nei Vigili del Fuoco? Ma io credo che stiamo parlando appunto di un grande corpo dello Stato fatto di uomini e donne solidi, professionisti veri del soccorso, qualificati, coraggiosi, che non fanno distinzioni, salvano tutti, ricchi, poveri, vecchi, giovani, quindi portano salvezza e sono visti sempre come un'ancora di salvataggio. Questa è la grande cifra, la grande capacità, un sistema valoriale importante, quello che guida il Corpo Nazionale. E quindi credo che la fiducia, che poi vuol dire affidamento, che chiunque di noi ha quando vede un Vigile del Fuoco, è il valore aggiunto di una professione fantastica, ma è anche una grande responsabilità che ognuno di noi ovviamente sente ogni giorno, perché deve portare alto ovviamente il valore di un grande corpo dello Stato. Grazie mille, Grazie Prefetto. Grazie al Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega. Io tengo il microfono e andiamo avanti con un altro brano, Fly Me to the Moon di Bart Howard, un brano scritto nel 1954, diventato famosissimo per la versione di Frank Sinatra nel 1964, e alla banda si unisce anche il maestro tenore Francesco Grollo, che probabilmente molti di voi conosceranno, ambasciatore dell'opera lirica italiana nel mondo, considerato il tenore delle istituzioni per le numerose esibizioni agli eventi, alle cerimonie ufficiali. Ha cantato in più occasioni alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Sua Santità Papa Francesco. Invito quindi il maestro tenore Grollo con un applauso a raggiungere il palco. Torna il maestro Di Martile. Buon ascolto. Fly me to the moon, let me sing there among the stars. Let me see where spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and to adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Grazie mille. A proposito di eccellenze italiane, allora entriamo nel vivo di questa mattinata. Vogliamo scoprire le foto del calendario 2024 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, quindi invito sul palco chi le foto le ha realizzate. Lo conoscete tutti perché è una star internazionale della fotografia, un'altra eccellenza italiana, Massimo Sestini. Un applauso. E inviterei anche chi ha accompagnato Sestini in questa missione tra i reparti volo dei Vigili del Fuoco, e quindi Luca Cari, che è dirigente per la comunicazione in emergenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e responsabile del progetto Calendario. Ecco, Luca Cari ha accompagnato il fotografo appunto Massimo Sestini. Prima di parlare però, se siete d'accordo, guardiamo un breve video che racconta il backstage dei lavori di preparazione del calendario 2024.
immagini che tolgono Grazie. il fiato. È chiaro che per realizzare queste fotografie non serve solo uno straordinario talento, lei è davvero un artista dell'immagine, una grande eccellenza italiana, ma serve anche una buona dose di coraggio per le situazioni in cui lei ha realizzato queste fotografie. Ma il coraggio non c'è. Non c'è perché ho la testa occupata ben altro e sono ben confortato da quella che è la pietra miliare di questo calendario e che sono quei signori che mi hanno portato là dove io sognavo di essere in qualsiasi condizione meteorologica, e grazie alla loro professionalità, parlo degli specialisti e dei piloti degli elicotteri, che se non fossi stato in quel momento, in quel punto, niente si sarebbe potuto fare. Quindi alla fine io faccio click, ma la vera fotografia la fanno loro. Grazie a voi. Io voglio farle un'altra domanda, perché lei nel 2014 era sulla fregata Bergamini, no? Nelle operazioni Mare Nostrum, e ha realizzato quella foto da un elicottero dopo 12 giorni di tempesta di un barcone di migranti tratti in salvo. Con quella foto ha vinto il prestigioso World Press Photo nel 2015. È una domanda che si dovrebbe fare, ma c'è una foto che in tutta la sua straordinaria carriera alla quale lei è particolarmente legato? No, la devo ancora fare. La deve ancora fare. Bene, questa è la risposta dei grandi. Allora, Luca Cari, lei ha seguito il progetto fianco a fianco con Sestini e con gli straordinari professionisti del Corpo Nazionale. C'è qualche episodio del backstage che ci vuole raccontare? Ma innanzitutto ho fatto assistenza a un grande maestro della fotografia, Massimo, e devo dire è stata una grande esperienza sia dal punto di vista professionale. Abbiamo visto come Massimo lavora, abbiamo imparato molto da lui. Credo una grande esperienza anche umana. Abbiamo stabilito un rapporto con Massimo, già ci conoscevamo, ma ho visto un grande rapporto, un grande feeling, un grande legame anche con i nuclei che ci hanno accompagnato in questa avventura, un'avventura credo eccezionale. Sono 18 anni che sono responsabile della comunicazione di emergenza, ho fatto tutti gli interventi in questi 18 anni che sono stati su questo territorio, il nostro territorio. Sono entrato in contatto con tutte le componenti ho lavorato con tutte le componenti del Corpo Nazionale, anche e molto con i nostri nuclei elicotteri. Credo, posso dire nella mia vita, penso di aver volato più con i nostri elicotteri che non con voli di linea con gli aerei, quindi e ogni volta ho visto adesso questo filmato e l'ho vissuto con una grande emozione e con un grande senso di appartenenza. Ecco, vedere i nostri elicotteri al lavoro, i nostri piloti, specialisti, gli elisoccorritori che si calano quel vericello, i sommozzatori che sono lanciati in acqua, mi dà un grande orgoglio e ringrazio tutti i miei colleghi. Sono orgoglioso, ecco, di aver dato il mio piccolo contributo per realizzare un'opera che, grazie alle foto di Massimo, all'idea che ha avuto il nostro capo dipartimento, il prefetto Lega, abbiamo realizzato, ripeto, con grande soddisfazione e con grande orgoglio. Allora, dato che parliamo delle parti, vuole dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa, che le fotografie sono due dimensioni e noi le guardiamo, ma quando riusciamo a emozionarci da una fotografia, grazie alla professionalità di chi sta dentro a quella fotografia, allora ci lascia un ricordo che ci rimane per un pezzo. Quindi emozionarsi non è facile guardando le immagini in un mondo come quello di oggi, che è pieno di miliardi di immagini. Il nostro lavoro e soprattutto loro che dovevano esaudire il difficilissimo desiderio di fare la qualunque, cioè io ho chiesto di fare cose anche abbastanza complicate, ma la professionalità di queste persone si è spinta a esaudire tutti i miei desideri. Siamo stati sott'acqua, siamo stati in cima al vulcano Etna per pochissimo tempo, perché là arriva l'ipossia, l'elicottero non è pressurizzato, c'è carenza di ossigeno, è pochissimo il tempo per farlo, però ce l'abbiamo sempre fatta, e tutto questo era per un minimo comune denominatore: emozionare il pubblico attraverso le immagini della propria professionalità. Grazie davvero. Allora, dato che parliamo dei reparti volo, che come ricordava prima il prefetto Lega, l'anno prossimo celebreranno i 70 anni dall'istituzione nel 1954 del primo servizio aereo, io inviterei sul palco una rappresentanza dei reparti volo, in particolare quelli di Torino. Accogliamoli con un applauso. Torino, Varese, Genova, Bologna, Pescara, Catania, Roma e il Centro Aviazione Roma.
perché sono molti gli interventi che vengono appunto raccontati nelle immagini, per esempio il recupero degli escursionisti dispersi sul Monviso, il salvataggio in mare di alcuni ragazzini vicino Genova, il recupero dei migranti intrappolati sugli scogli di Lampedusa, ancora appunto l'alluvione in Emilia-Romagna lo scorso maggio, l'operazione Ice Memory sul Gran Sasso. Allora chi può appunto raccontarci meglio di loro? Io vedo Fabio Falessi del reparto volo di Roma. Questa esperienza appunto, queste immagini, il viaggio con Massimo Sestini, com'è stato? Affascinante, veramente molto bello. Ringrazio intanto il corpo di avermi dato questa opportunità e soprattutto ringrazio Massimo perché veramente il confronto è stato sicuramente un momento di grande crescita sia per noi che per lui, e da questo è nata anche una grande amicizia, immagino che coltiveremo nel tempo, insomma. Quindi dalla prima foto che abbiamo fatto, che è quella del grappolo, dove in una manifestazione che stavamo facendo a Passo Corese arriva Luca e mi dice: guarda Fabio, dobbiamo fare una foto. Va bene. Arriva Massimo e dice: dobbiamo fare questo, quello, quell'altro. Dico: oh, fermo, fammi capire che vogliamo fare, perché era un po' esuberante, no? Quindi abbiamo cominciato a gestirlo un attimino. No, ma cosa? Io esuberante? No, no. Neanche da gestire, No, mi gestisco da solo. Oh. E quindi gli ho messo di Roma Claudio che lo marcava stretto, tipo come Gentile con Maradona, tipo così, insomma, eravamo. E però poi ho capito chi era Massimo quando, come al solito, si fanno queste cose, bellissima giornata, iniziamo le operazioni, diluvio, e Massimo buttato su una pista vicino a Passo Corese, nell'acqua, pieno nell'acqua, che ci faceva le foto. Ho detto: vabbè, è uno dei nostri, abbiamo capito che insomma abbiamo trovato un altro pompiere mancato. Allora, e da lì... c'è un video che ci racconta proprio gli interventi che siete in grado di realizzare, immagini dal vivo intervento dei vigili negli scorsi mesi. Guardiamolo insieme. Ci presentiamo per un altro gruppo, faremo 2 operazioni e poi terminiamo, questo anche per i commutatori. Aspetto che entrate in circuito. Eccolo, 2 movimenti. Movimento sei sicura? Pushback 402. Allora, adesso 3 tutti, giusto? Ok, a bordo. Perché davvero avete riconosciuto le immagini di elisoccorso durante l'alluvione dell'Emilia Romagna. Chi può raccontarcele in Emilia Romagna? Fabrizio Banchi. Sì, buongiorno a tutti. L'alluvione Emilia Romagna del maggio scorso è stato un evento calamitoso importante. Gli elicotteri hanno avuto un'emergenza, una funzione preponderante.
Tenete conto che abbiamo soccorso al Verricello oltre 300 persone nella prima fase dell'emergenza, ma gli elicotteri sono stati importanti anche nella seconda fase, in cui abbiamo fatto trasporto, materiale, attrezzatura, persone, medicinali a tutte le zone che sono rimaste isolate nell'Appennino. Le persone che abbiamo soccorso, tenete conto che siamo riusciti a salvare anche neonati, bambini di pochi mesi, famiglie intere, e quindi è stata un'esperienza davvero forte dal punto di vista emotivo. Se posso ricordare un intervento, tra le immagini che abbiamo visto, tra cui c'è l'equipaggio qui di Bologna, ma voglio ricordare che contemporaneamente nelle prime fasi emergenziali sono intervenuti ben 5 elicotteri del nostro Corpo Nazionale. Se posso ricordare un intervento, durante proprio le prime ore di questa emergenza, un'autovettura nella 14, dove c'erano 2 donne sopra, stava venendo trascinata. Siamo arrivati lì con l'elicottero, tramite il Verricello, i nostri soccorritori sono entrati nella cabina e siamo riusciti a salvare queste 2 signore. Uno dei tanti che abbiamo fatto in questi giorni. Complimenti, davvero. Prima ricordavo le operazioni di salvataggio dei migranti a largo di Lampedusa, dei bambini a largo di Genova, ma c'è anche un'altra operazione che avete realizzato sul Gran Sasso dal titolo Ice Memory. Ce la può raccontare? Sì, buongiorno a tutti. Scusate l'emozione, ma non è il mio lavoro fare questo, ecco. È stata un'attività, come dire, diversa dal solito, perché sì, per quanto poteva sembrare simile alla nostra attività quotidiana nel trasportare al gancio del materiale, al gancio baricentrico del materiale, qui si doveva fare in cima al Gran Sasso, comunque quasi prossima alla vetta, in prossimità, anzi proprio sul calderone, dove le dinamiche che si creano attorno appunto a questo ghiacciaio, che poi adesso è un glacio nevaio, sono diverse dal solito, perché c'è un microclima diverso, quindi vento, meteo, nuvolosità, nebbia, ma tutto questo era da raccordare con, non eravamo solo noi a lavorare, ma dovevamo fare questa missione per il CNR e non eravamo appunto da soli a doverci gestire la cosa, ma ci dovevamo interfacciare con tutta l'organizzazione che c'era dietro. A volte si programmava il tutto per la mattina, pronti a lavorare, ma poi arrivati sul posto non si poteva fare per cattivo tempo e andava rimandato magari al giorno dopo o ai giorni successivi. La missione richiesta dal CNR nelle prime fasi era quella di trasportare circa 150 quintali di materiale e attrezzature e soprattutto persone nella conca del calderone. Parte del materiale è stato potuto frazionare, ma gran parte c'è quella parte più poi importante, che era la trivella, che doveva effettuare la perforazione delle carote di ghiaccio che andavano trasportate, che sono state poi trasportate in Antartide. È dovuto intervenire anche l'S-64 Erickson con le grosse capacità al carico al gancio baricentrico. Quindi quello che veniva appunto evidenziato in questa attività è l'organizzazione che c'è stata dietro e la sinergia soprattutto di tutti gli equipaggi intervenuti. Il coordinamento di diverse unità. Luca Cari, vuole aggiungere qualcosa? Beh, è stata, ripeto, una grandissima esperienza che ha visto, come al solito, coinvolto il Corpo Nazionale. È questa la forza del Corpo, la capacità poi di fare squadra, di riuscire tutti insieme a portare così a casa un risultato. In questo caso era stata ripeto, una esperienza nuova, le foto di stupende per un calendario, nell'attività tutti i giorni invece il risultato è quello di salvare vite umane e quindi la forza del corpo è appunto questa, quella di essere uniti, compatti in vista di un unico obiettivo. Ecco. Bene, io vi ringrazio per queste testimonianze sul campo. E andiamo avanti, quindi voi potete tornare in platea, noi andiamo avanti con un nuovo momento musicale e torna quindi anche il maestro direttore di Martile. Il brano si chiama Gonna Fly Now di Bill Conti e se forse il titolo vi dice poco, in realtà ascoltandolo lo riconoscerete perché sono insomma film che tutti quanti abbiamo visto. Rocky, dove Rocky sta per Rocky Balboa. Buon ascolto.
grazie alla banda. Proseguiamo con la musica. Un altro brano fu presentato al Festival di Sanremo nel 1958, è diventato negli anni un secondo inno nazionale. Torna per interpretarlo il tenore maestro Francesco Grollo e Nel blu dipinto di blu, scritto da Domenico Modugno e Gianni Dorelli. Buon ascolto. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, dipinto di blu. Ma tutti i sogni dell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Al tenore maestro Francesco Grollo. Andiamo avanti. A questo punto io inviterei sul palco Bruno Vespa, il decano dei giornalisti italiani, che ha firmato una delle due prefazioni al calendario 2024. Il calendario 2024 ha prima la prefazione del capo dipartimento Laura Lega e poi quella del direttore Bruno Vespa, che racconta che da bambino pensava che il vigile del fuoco fosse essenzialmente, se dico bene direttore, fosse essenzialmente la persona chiamata a spegnere il fuoco che si formava nella canna fumaria oppure ad aprire la serratura quando dimenticavi le chiavi in casa. Che cosa ha imparato poi negli anni, direttore? Che cosa, scusa? Ha imparato negli anni rispetto a quando aveva 3 anni, come scrive nella prefazione.
63 anni di mestiere, ho imparato tante cose e ho imparato tante cose anche dai Vigili del Fuoco, che sono stati fortunati ad avere una delle più grandi fotografie del mondo, come il mio amico Massimo Sestini, che è stato a sua volta fortunato a poter fotografare uno dei corpi più straordinari del mondo, come Vigili del Fuoco italiani. Quindi, devo dire che Massimo ormai mi ha abituato a tutto, ma quando ho sfogliato ho visto le foto per scrivere la prefazione, dico vabbè, ma questo proprio è un diavolo, perché lui riesce anche a motivare, a trasformare, a creare, a reinterpretare la realtà come nessuno è in grado. E ho pensato, guardando questo calendario sugli elicotteri, a quanta gente ha guardato il cielo sperando che comparisse un puntino rosso. Vedi, io non credo che ci sia qui nessuno che nell'80 fosse già in servizio, ma il discorso degli elicotteri che compaiono e qualche volta purtroppo non riescono a comparire mi riporta al terremoto dell'Irpinia. Un tempo terribile, uno dei servizi più angoscianti che io abbia fatto. Mi ricordo soltanto questa tragedia gigantesca che non riuscivamo a raccontare, perché non riuscivamo a raggiungere, perché le colonne di soccorso si incrociavano, eccetera, e l'unica speranza era l'elicottero. E c'era un tempo terribile. E poi alla fine l'elicottero è arrivato, gli elicotteri sono arrivati. Ma questo per dirvi di come certe volte la speranza proprio si aggrappi proprio al momento decisivo del soccorso che può cambiarti la vita. Poi, sai Annalisa, per me i Vigili del Fuoco li ho incontrati in tante occasioni, purtroppo occasioni quasi sempre non piacevoli. I terremoti, da quello di Gemona, stiamo parlando del 76, a quello della mia città, dell'Aquila, a quelli più recenti. E sono stato innanzitutto colpito dalle loro capacità, perché lì c'è l'ingegnere, ma c'è il falegname, c'è l'idraulico, c'è il carpentiere, c'è il muratore, c'è il fabbro, cioè sanno fare tutto e devono fare tutto. E per questo li rende assolutamente unici. Io l'ho visti, io ho nel cuore loro come ho nel cuore gli alpini, perché li ho visti nelle stesse situazioni drammatiche, li ho visti scavare con le mani. Adesso abbiamo visto l'alta tecnologia, ma lì alla fine c'è proprio veramente la volontà di tirar fuori una persona e poi magari di metterla sull'elicottero. Beh, insomma, per me questo calendario è stato un ritorno al passato, una proiezione verso il futuro e il grande orgoglio di sentirmi italiano. Grazie al direttore Vespa per questo contributo. Le devo chiedere di rimanere un momento qui perché il prefetto Laura Lega vuole renderle un omaggio che le consegna qui sul palco. E dicevamo appunto il vigile del fuoco è proprio la persona per antonomasia che va dove nessuno vorrebbe andare. Ricordo anche commosso del direttore, ci racconta appunto che un pezzo della storia del nostro paese si intreccia con la straordinaria attività di chi è disposto a rischiare la vita per gli altri. Allora c'è un omaggio per il direttore, sì, eccolo che arriva sul palco. Un po' di cose per ricordare il Corpo Nazionale. Che bello! La prima non può che essere l'elmo con il suo nome. Mi auguro che la misura sia... Facciamo la foto, direttore. Perfetto. Ovviamente il calendario che presentiamo oggi e poi un altro cadeau è ovviamente una scatola preziosa con le immagini di Massimo Sestini. Grazie mille. Grazie direttore per il suo contributo, grazie. Grazie al prefetto Lega. Andiamo avanti, stiamo andando verso le battute finali. Allora invito a salire sul palco il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Carlo Dall'Oppio. Andiamo verso le battute finali di questa manifestazione.
abbiamo parlato, abbiamo detto tante cose di un movimento che ha una storia lunga ma che vive proiettato nel futuro, e invito appunto a raggiungere il podio per il suo intervento l'ingegnere Carlo Dall'Oppio, che ci racconterà un po' la missione e le nuove sfide che affronta il Corpo Nazionale. Grazie ingegnere per essere con noi. Grazie a lei. Buongiorno. Rivolgo anch'io il mio benvenuto al signor sottosegretario, al signor capo dipartimento, alle autorità, alle colleghe, ai colleghi, a tutti i gentili ospiti che questa mattina sono qui per la presentazione del nostro calendario. Calendario che con gli scatti di un talento superlativo riesce ad un tempo a celebrare l'anniversario del nostro servizio aereo, ma anche ad esprimere la naturale vocazione del Corpo Nazionale tutto a volare, a guardare sempre verso l'alto. Sono convinto infatti che queste immagini riproducono emblematicamente la ricetta con cui ogni giorno operano tutti gli oltre 35.000 vigili del fuoco d'Italia. Il personale accanto ai mezzi che magistralmente manovrano rappresentano la sintesi perfetta tra l'ingegno dell'uomo e le potenzialità della macchina. Il cuore della strategia operativa su cui si basano interventi che non possono conoscere confini. Operazioni che, a prescindere dalla natura dell'emergenza, devono permetterci di affrontare con la stessa risolutezza la violenza del fuoco negli scenari quotidiani, la devastazione dell'acqua durante le alluvioni, la resistenza della terra quando scaviamo sotto le macerie, l'ignoto dell'aria per contrastare la virulenza dei roghi estivi o per effettuare salvataggi che sembrano impossibili. Sì, perché è dal 1954 che i nostri velivoli e il costante processo di implementazione che abbiamo cercato di assicurare alla nostra flotta aerea e ai nuclei elicotteri servono a questo, ad arrivare ovunque, ad arrivare presto, a mettere in campo l'eccezionale opera degli specialisti, quale necessario sostegno a tutte le altre unità operative. E in effetti la storia della componente aerea dei Vigili del Fuoco è costellata di eventi cui fanno da sfondo scenari impervi, dove solo l'alto valore umano, supportato dai più efficienti mezzi che in quel dato momento la tecnica metteva a disposizione, può condurre. Penso ai salvataggi della Costa Concordia, che hanno fatto il giro del mondo, ma anche ai tanti, più silenziosi e per noi non meno significativi, interventi degli ultimi decenni. L'elicottero, poi, in particolare, si è sempre distinto per la sua indubbia versatilità e la scelta di farne il protagonista che ci accompagnerà visivamente nei prossimi 12 mesi nasce proprio dal desiderio di rendere il giusto risalto a una ricorrenza così importante, 70 anni dall'introduzione degli elicotteri come mezzo di soccorso. Da allora la storia dei nuclei corre parallelamente a quella dell'ala rotante, in Italia e in Europa, ma in realtà affonda le sue radici già nel lontano 1947, quando il giovane ingegnere ufficiale del 54° Corpo dei Vigili del Fuoco di Napoli, Domenico Andriello, si trovò un giorno sul lungomare di via Caracciolo ad osservare un elicottero, il primo visto in Italia, decollare dal ponte dell'incrociatore americano Columbus e dopo alcune evoluzioni sulla città e sul Golfo atterrare sul molo antistante la strada. Da quell'anno si ipotizzò l'uso dell'elicottero nelle attività operative targate Vigili del Fuoco e naturalmente il binomio pompieri-elicotteri. E così, già prima del 1954, i Vigili del Fuoco ebbero occasione di servirsi di questo mezzo nel corso dell'alluvione del Polesine. L'esperienza fu assai proficua e ciò costituì la base per virare verso un impiego strutturale, complice anche la migrazione di personale esperto proveniente dall'aeronautica militare. Il resto lo dobbiamo alla naturale propensione che i Vigili del Fuoco hanno sempre avuto per la meccanica, la tecnica e la tecnologia in genere, nonché ad una nutrita dose di curiosità e interesse per l'innovazione che accomuna il corpo di allora e quello di oggi. Modena, Napoli e Roma, le città sedi dei corpi di Vigili del Fuoco, ove furono istituiti i primi nuclei provinciali e così venne inaugurata l'aviazione dei pompieri. Da quel momento le tappe si sono succedute con un ritmo vivacissimo che ha visto non solo l'aumento dei nuclei, ma anche l'evolversi dei modelli ed una crescente professionalizzazione. Siamo passati dagli anni 70, in cui abbiamo svolto addirittura un ruolo di supporto alla polizia per l'ordine pubblico come occhio del cielo, ai tempi recenti, in cui i livelli di specializzazione ci permettono di garantire prestazioni del tutto peculiari e altamente performanti. Nel tempo abbiamo puntato su velivoli sempre più veloci, con costi di gestione decisamente inferiori rispetto ai precedenti,
così da potenziarne l'utilità per i collegamenti rapidi di squadre specializzate con relative attrezzature e per il coordinamento degli interventi di soccorso di particolare complessità, anche in occasione di missioni all'estero. I terremoti che negli ultimi anni hanno inferto colpi durissimi al nostro Paese sono forse i teatri operativi più sofferti, dove in maniera sostanziale è emersa l'efficacia del servizio aereo contro il cosiddetto effetto barriera, ovvero contro quella situazione di impraticabilità che spesso le grandi calamità generano. Ma la storia non si ferma, noi non ci fermiamo e non l'abbiamo mai fatto, neppure quando quello stesso cielo che ha tanto stimolato la passione del corpo ci ha portato via valorosi colleghi che non dimenticheremo e a cui va il nostro pensiero grato. Grazie. Grazie. I passi più recenti sono stati tanti, in particolare la flotta del corpo ha acquisito elicotteri con ingenti capacità di lancio e sul fronte del personale, con l'accorpamento del 18 Corpo Forestale, sono transitate quasi 100 unità tra piloti e specialisti di elicottero. E ancora, con i reparti volo di Lamezia, Cecina e Rieti, diviene più capillare la copertura del territorio. Un territorio sempre più fragile, dove l'emergenza maltempo spesso comporta, appunto, come bene abbiamo visto, l'impiego della componente aerea e dove, con orgoglio, possiamo dire che sovente, nonostante le condizioni meteo proibitive, siamo gli unici a volare. Penso, ad esempio, a Rigopiano. Ebbene, negli ultimi anni il Corpo si è dotato di elicotteri di ultima generazione, 18 AV-139, sono quelli del filmati per capirci, e altri 10 AV-139 sono previsti entro il 2024, ma soprattutto ha incrementato la formazione operativa per il personale pilota e specialista. Ad oggi il Corpo è per dimensioni la prima flotta civile dello Stato e vola in media 10.000 ore all'anno per attività di soccorso e 6.500 ore per attività IB. Sostanzialmente è come se ogni ora volassero 2 velivoli nostri, in continuazione H24. I vigili del fuoco o angeli del soccorso, come la gente affettuosamente è solita definirla, volano ovunque, via terra, quando in pochissimi minuti dalla chiamata in sala operativa giungono dove c'è bisogno, e con i loro formidabili alleati via aerea, abbiamo visto, per giungere dove solo sistemi all'avanguardia, uniti a indiscussa competenza, possono portare soccorso e sollievo. Perciò oggi siamo qui per salutare il nuovo calendario 2024 e fare gli auguri al nostro straordinario servizio aereo che sta per compiere 70 anni, ma mi sia consentito estendere quegli auguri a tutti i vigili del fuoco che mi onoro di dirigere e rappresentare, perché questa loro attitudine a guardare in alto traghetti il corpo verso vette sempre più elevate, come dire ad maiora, sempre. Viva i vigili del fuoco, viva l'Italia! Grazie per il suo intervento, davvero grazie. Andiamo avanti con un nuovo momento musicale. Grazie mille, la ringrazio. Grazie per questo omaggio floreale. Allora, grazie. Andiamo avanti perché c'è un altro brano musicale, siamo ormai davvero alle battute finali. Star Wars Main Title fu scritto, composto e diretto da John Williams per quello che poi è diventata una saga appunto di guerre stellari e reso appunto maestoso dalla sezione di ottoni della London Symphony Orchestra. Ringrazio ancora la banda musicale dei Vigili del Fuoco con il maestro direttore Di Martile. Grazie davvero e buon ascolto a tutti voi.
Bene, invito allora sul palco il sottosegretario all'interno, onorevole Emanuele Prisco, accogliamolo con un applauso perché appunto porta anche la voce del governo in questa giornata così intensa, piena di storie, di racconti, di professionalità diverse. Allora può raggiungere il podio il sottosegretario Prisco, l'ascoltiamo. Sì, grazie. Adesso al di là della musica di Star Wars, io non vengo da un altro pianeta, come sapete. Vengo dal pianeta dei Vigili del Fuoco, quindi insomma, non l'ho trovata proprio appropriatissima come colonna sonora d'ingresso. A scherzo ovviamente, saluto la nostra meravigliosa banda, saluto anche, colgo l'occasione di salutare il maestro Grollo che ci ha accompagnato, tutte le autorità civili e militari presenti che hanno fatto l'onore di essere qua in questa celebrazione con il calendario del Corpo Nazionale, in particolar modo del reparto volo. Saluto ovviamente e ringrazio il capo dipartimento, prefetto Lega. Ecco, l'audio ora torna, deve tornare. Ci auguriamo che torni. Se c'è un gelato, proviamo un attimo. Grazie. Prego, onorevole, vediamo se così. Ecco, il famoso bello della diretta, ma improvvisiamo anche su questo. Dicevo, ringrazio il prefetto Laura Lega non solo per aver voluto in qualche modo ideato questo calendario, ma anche perché tante cose che si sono fatte in questo periodo, in questo tempo, per rendere più efficace e più efficiente il Corpo Nazionale, lo si debbono anche al suo impegno e alla sua determinazione. Saluto il capo del Corpo, l'ingegner Dall'Oppio. Abbiamo visto le immagini della sua Emilia-Romagna all'epoca dei fatti, era direttore regionale, ha coordinato insieme alle altre componenti dello Stato i servizi di soccorso in quella recente e altra tragico evento che ha caratterizzato la nostra nazione. Ringrazio ovviamente per la capacità di narrare in 12 scatti, non so come ha fatto a scegliere tra le immagino tantissime bellissime fotografie che Massimo Sestini ha fatto, solo quelle 12 che raccontano alcuni momenti importanti, topici, ma che forse sarebbero serviti 5-6 calendari per raccontare il Corpo Nazionale, non solo per gli interventi più spettacolari, più straordinari, ma anche per quelli ordinari che comunque confermano e contribuiscono a costruire un'affidabilità e una presenza dello Stato in termini di sicurezza nella coscienza e nella coscienza, dicevo, dei cittadini. Lo ringrazio perché sono scatti meravigliosi, ognuno di questi è un capolavoro, quindi è bello vederli, dobbiamo vedere anche il coraggio, l'arruoliamo subito ovviamente come capo fotografo ufficiale, perché credo che anche per come si sia approcciato nei confronti degli eventi, diventando in pochi momenti di fatto un soccorritore aereo. E ovviamente un saluto affettuoso va fatto al nostro reparto volo, diciamo una squadra straordinaria di professionisti di altissimo livello, una delle tante professionalità che hanno i Vigili del Fuoco, che viene celebrata e raccontata in questo calendario. Ringrazio ovviamente anche il direttore Vespa che ci ha fatto l'onore di contribuire alla prefazione di questo calendario con una capacità ovviamente narrativa che pochi hanno in questo paese, e ovviamente consentitemi di ringraziare i Vigili del Fuoco che sono poi i protagonisti di questa celebrazione. Un corpo capace, al di là della tanta preparazione massima che c'è dietro
quelle immagini straordinarie, dietro agli interventi spettacolari che le TV raccontano c'è tanta preparazione, c'è tanta continua formazione, ma c'è soprattutto la capacità di fare squadra, di sentire il senso del servizio e del dovere e soprattutto il cuore. Ecco, questi elementi che sono il sale del Corpo Nazionale, che lo rendono efficace, efficiente a difesa delle persone, ma anche e soprattutto, diciamo, un orgoglio per la nostra nazione, sia in Italia e all'estero. È stato ricordato gli eventi della Turchia, in quali al Corpo è stata affidata dall'ONU il coordinamento dei soccorsi USAR, ma potremmo citarne tante altre. Oggi ricorre, lo ha ricordato il prefetto Lega, io non ho potuto essere, pur essendo umbro, a Norcia oggi, dove si celebra nuovamente una messa nella Basilica di San Benedetto, che fu distrutta proprio il 30 di ottobre del 2016 da un terremoto terribile che ha visto, diciamo, intervenire non solo a Norcia ma in tante altre città del centro Italia, così come fu, lo ha ricordato il direttore Vespa, all'Aquila e in molte altre circostanze, i vigili del fuoco che hanno lasciato non solo il ricordo per le professionalità, per la competenza, per la capacità di salvare le persone, ma anche per il modo, per il cuore con cui questo è stato fatto. Noi, scusate, mi ha chiamato come governo, io ho mandato avanti un po' il cuore e il senso dell'appartenenza, però possiamo immeritatamente, ma orgogliosamente, solo provare a raccontare questo straordinario corpo, rendendogli merito, mettendogli a disposizione uomini, mezzi, tecnologie per dare agli operatori del soccorso maggiore sicurezza e soprattutto per dare agli italiani la certezza, e ci auguriamo che ovviamente, come ci ha nell'udienza privata augurato il Santo Padre, i Vigili del Fuoco si occupino solo di formazione e prevenzione, ma gli italiani sanno che anche nei momenti di difficoltà, quando tutto è perduto, nelle alluvioni, negli incendi, nei terremoti, sanno che possono contare su donne e uomini straordinari che sono appunto le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Grazie. Grazie mille all'onorevole Prisco, grazie al suo contributo. Grazie. Ho visto prima nel video appunto il primo piano di una donna in divisa, perché sono ormai oltre 2000 le donne che a vario titolo operano nel Corpo Nazionale, oltre ad essere guidato per la seconda volta nella sua storia da una donna. E io inviterei anche la platea a fare un applauso alle donne che si fanno strada anche in un corpo tradizionalmente maschile. Complimenti davvero per la forza e il coraggio. Allora andiamo davvero a chiudere. Chiudiamo parlando di un corpo dello Stato al servizio della nazione, chiudiamo con l'inno nazionale, sarà eseguito dalla banda musicale. Io saluto e ringrazio ancora il direttore maestro Donato Di Martile e invito sul palco il tenore maestro Francesco Grollo, che ci accompagnerà nell'esecuzione di questo brano del nostro inno. Grazie. State pure comodi un attimo, volevo soltanto dire due cose fondamentali sul nostro inno nazionale, perché vorrei che lo cantassimo tutti insieme. Il nostro inno nazionale ha un titolo bellissimo, pensate, il canto degli italiani. Cioè deve essere un canto, non è una marcia, non è una canzonetta, è un canto. Fu pensato da due patriotti, entrambi genovesi, Goffredo Mameli per la poesia e il testo e Michele Novaro per la musica. Erano molto amici e pensavano nel 1847 che l'Italia dovesse unirsi sotto un'unica bandiera, un'unica speranza, come dice poi il testo. E grazie a Dio ci sono riusciti. Ma immaginiamo Michele Novaro, musicista, che dà la veste musicale a quest'inno. Una scena a Torino, sono in casa amici che stanno pensando di riuscire a riunire l'Italia e a convincere gli italiani a ritrovare questa forza e questo coraggio di combattere.
A Michele Novaro quella sera arriva il testo di Goffredo Mameli tramite un amico. E vi racconto soltanto la scena che viene riportata poi nei cenni storici del trattato, del Canto degli Italiani. Novaro riceve questa lettera, legge i primi versi e si commuove, non riesce, piange. Si mette al pianoforte e tenta di dare una veste musicale al nostro inno, ma non ci riesce, anzi lui stesso dice: continuavo a torturare quei poveri tasti senza cavarne una nota. Vado a casa, non mi levo neanche il cappello, mi metto al pianoforte e finalmente do la veste musicale al nostro inno. Poi rovescio la lanterna sullo spartito e sui tasti e devo rifare tutto da capo, ma nel frattempo avevamo la musica. Novaro era un musicista d'opera, pensate, un tenore che cantava già nei teatri dell'Europa. E immagina questa scena come nell'opera lirica. In un'immensa pianura si raccolgono tutte le genti italiche e dall'alto di un trono una figura potente, luminosa e solenne inizia con questa potente, di fatto, chiamata. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta. Qui dobbiamo capire che il nostro inno nazionale è l'unico al mondo che ha due protagonisti, il solista, come nell'opera lirica, il tenore, e il coro che risponde. Il solista Novaro immaginava addirittura che fosse Papa Pio IX, perciò il Santo Padre, ed è una chiamata potente, solenne, anzi sulla partitura scrive all'inizio forte, con molta energia, non si accontenta di scrivere solamente forte. Il popolo poi risponde alla chiamata del Santo Padre, però non è ancora convinto, anzi è impaurito, è attonito. Queste parole arrivano sul loro cuore come una sorta di pugno, infatti le note poi ribattute sulla parte che passa in mi bemolle lo chiarisce questo. Il popolo risponde pianissimo e sottovoce perché si interroga: siamo pronti alla morte? Con un punto di domanda. Stringiamoci a corte e finalmente avviene il miracolo. L'ultima battuta finale, tutto il popolo è convinto, andiamo alla fine fortissimo, stringendo con convinzione e ricordiamoci un'altra cosa importante, questo sì, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Questo lo aggiunge Novaro, non Goffredo Mameli, perché dice: perdonami Goffredo, avevo bisogno di suggellare il giuramento del popolo italiano con questo sì, di unirsi sotto un'unica bandiera, un'unica speranza. Infatti scrive che questo sì deve essere pronunciato con forza, con convinzione e a viva voce. Perciò io direi che quest'oggi proviamo con il maestro Di Martire e con la gloriosa banda dei Vigili del Fuoco a fare la nostra versione originale dell'inno nazionale. Il solista che apre e il popolo poi che risponde. Io vi accompagnerò. L'opera lirica. Dell'elmo di Scipio si è cinta alla testa, dov'è la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte.